Bella raga, ciao il comandante veneziano, siamo a Monza e non c'è la pole position a Monza ma bensì il quarto posto. Siamo in un momento un po' di difficoltà ma possiamo assolutamente vincere qua. Voglio recuperare qualche punto su Rosberg per fare le ultime gare con un po' più di tranquillità, anche se comunque tutti i modelli del Come sono tiratissimi. Andiamo. Beh ragazzi, andiamo, Gran Premio di Monza. Voglio la vittoria, cazzo, voglio la vittoria in quel di Monza. Qualificazioni un po' così. Adesso si ripete. Forse in seconda. Piano. Abbiamo Rosberg in prima posizione, Rosberg è il nostro avversario diretto. Ce lo partiamo Rosberg. Abbiamo la macchina migliore, quindi non ha scampo nessuno. Una gara veloce, poco tecnica. Nel senso che non diamo il termine chiaramente. Monza ho sempre vinto con distacchi importanti e così sarà anche oggi. Beh ragazzi, ora si parla piano un po' tardi ragazzi, non tocca registrare orari veramente impossibili. Stiamo involando verso la gloria. Proprio Rosberg secondo, neanche se vinciamo non guadagniamo tanto, però noi tanto pensiamo a vincere, poi a Rosberg ci penserà la sfiga perché oggi Rosberg si ritira. La cosa purtroppo è abbastanza ufficiale. Si vede che siamo là, a posto più veloce. Classico Kuma di Monza. Andiamo a Monza così. Come ho fatto a non fare la pole? Non lo so. Non faccio più vedere ragazzi lo sviluppo perché siamo al primo posto, abbiamo sviluppato tutti i pezzi della monoposto. Secondo purtroppo tranquillo Vettel un po' indietro oggi il mitico Seb. Siamo di gran lunga e più veloci Monza è così. Attenzione tanto il primo ritiro Nico Hülkenberg fuori ed è subito safety car. Dio Cristo. La safety car in una gara così non mi piace perché è una gara dove sono favorito non solo che i coglioni. Ah Dio Cristo. Sei vicino alla safety car, dato che sei al comando non puoi sorpassarla, resta dietro alla safety car. Va bene, eccoci qua, ciao safety car. Guarda che bella. L'ultimo si ritira e noi siamo già in regime. Siamo pronti per la lotta. Qualcuno dei box, i primi no. Vediamo se safety car rompe già i coglioni. Non ci voleva mio parere, però vabbè. Parabolica e poi si va. E già Hülkenberg fuori comunque. Si parte ragazzi. Ci vuole solo cura di Rosberg. Io l'ho prevista, vediamo, ce l'ha prevista anche il gioco. Avevo già un piccolo vantaggio, già vanificato. Spero che le safety car rovinano un po' il ritmo gara, speriamo bene. Io ho già la benzina, cioè ho già le gomme distrutte. No, lungo. Scusate raga. Con le gomme fredde. Siamo già in guadagno. Questa gara è così.
Giuseppe Monza è particolarmente facile, ma so solo che a parte quell'errore comunque quelli che era il primo anno, poi sempre grandi risultati. Tanto Fetta il secondo, bravo Seb, questo è il Seb che voglio, stanno battagliando dietro, io godo. Dietro battaglie non sono solo Soletto. Ancora fuori chiaramente, mettiamo le medie, dopo rischiamo le medie. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Voglio la doppietta Ferrari a Monza, con il doppiettone Ferrari godo. Mancano 21 laps remaining nell'inglese, che è sempre più di madrelingua come me. Si ritira Grosjean e foratura per Veneziano, incredibile, meno male che sono ai box, ma foratura per Veneziano. Ritiro anche per Romain Grosjean, un periodo che si ritira chiunque praticamente, meno male che ho forato vicino ai pit, mamma mia che culo, se no la gara era andata. Ho perso comunque qualcosa, ma ragazzi, mamma mia, la sfortuna è tutta verso il fumo. Siamo ottavi. Rosberg però è dietro di noi e questo è l'importante, adesso siamo a caccia. Vettel e Hamilton sono rimasti in pista e non ancora le super soft. La seconda foratura dell'anno per Veneziano, questa per fortuna non grave, proprio nella parabolica. Non dovrebbe piovere, se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Sul come deve macinare che Rosberg ha messo le super soft ancora, strategia più aggressiva, infatti Rosberg è vicino a noi, sarà dura. Siete ragazzi del periodo delle safety car, Button ritirato, seconda safety car, quarta in 2 gare. Avevo un vantaggio incredibile, devo perderlo perché sto coglione. 10 giri alla fine, è un laps. Ok, rallenta, delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce, rallenta. Dio mio. Che Duval. Ok ragazzi, sono andati ai box in regime di safety car, siamo ottavi. Forse qualche sorpasso lo dovrò fare in pista ragazzi, Una gara già vinta, devo un attimo sudarmela, fino del tempo non fare incidenti, non cagare. Questa è la Formula 1, un altro ritiro, che è incredibile. Succedendo di tutto queste ultime gare. Un'altra rottura. Perez fuori. Rimaniamo in 18. Pazzesco ragazzi, si sta ritirando 8 ritiri in 2 gare e 4 safety car. Veramente incredibile ragazzi, cioè non ho parole. Non ho parole per descrivere questo momento. Dovrei mangiarmi un boccone, ripeto, ho una velocità troppo importante qua a Monza è così. 0,9 secondi. Anche le medie, quindi proprio non hanno molto scampo, salvo che cagati chiaramente, però basta stare un attimo attenti, il mondiale, cioè la gara è nostra. Guarda. Che non ho detto niente, oh, ma non per i coglioni che si sta prendendo. Basta cazzo, ciao Max. Conte Max, superato.
scappare ieri al G2 Vettel, non so se ha già fatto la sosta, se l'ha già fatta. Devo velocizzarmi, non si deve soffrire così, vedere una vittoria già scritta. Qua grandissimo. E siamo a caccia del bibitario. Alle soft Vettel, se non ha fatto la sosta sarà duretta, Sebastian è proprio davanti a te. però mi sembra che il passo sia superiore. Monza è la nostra gara proprio. Monza, Bahrain e Cina sono le gare dove ci ho fatto meglio forse. Dai, supera Seb. Però speriamo che devo andare in box, perché sennò ho un po' paura. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Spingere come leone. Attenzione, ancora un altro ritiro. Nasr fuori. Ennesimo ritiro. Nono ritiro in 2 gare. Quanti ritiri oggi, ma sono nervoso perché Vettel non riesco più a prenderlo. Non ho più il passo di questo. Non riesco a prendere, sai. Come le safety car hanno cambiato la gara di Cristo. It's incredible. It's incredible. Speriamo che sta tirando al massimo perché poi deve andare ai box. Speriamo, cazzo, se no so cazzo. Lavorate a sufficienza per altri 5 giri. Vettel rimane fuori, quindi vuol dire che forse stiamo recuperando, siamo a 1,7 però, recuperato bene. Dai. Maledetto Seb. Come caccia adesso? Adesso prima realmente caccia. Siamo vicini adesso, siamo in zona di RS. Dai che ce lo capiamo. Dobbiamo fare una doppietta tutta italiana. Voglio Ferrari a Monza, ciao. Hamilton terzo, comunque Rosberg per fortuna non è in zona fuori. Vettel va anche i box, e allora siamo tranquilli. Molto good. Ora Rosberg per il secondo, infatti mi sembrava impossibile la doppietta. Ai, Rosberg torna in seconda posizione e Hamilton lo fa passare, a mio parere. Vinciamoci sta gara in casa. Come vedere qualche punto sull'Osby.
che succede? Comunque veramente 4 safety car, 9 ritiri in fottutissime gare. Molto bene. 2 giri e mezzo alla fine, possiamo tornare alla vittoria. Due giri alla fine. Scusate che sono distrutto. Carburante a sufficienza per altri 2 giri. Standard, non rischiamo. Peccato Rosberg secondo, che sfiga però. Devo rosicchiare di più. Quasi finita fiore. Ok, stai risparmiando carburante, puoi aumentare i giri del motore per un po' Ma se vuoi. no, ormai siamo iper tranquilli. Mamma mia, scusate ma sono un lettone di sonno. Final lap. Sei all'ultimo giro. Ancora pochi chilometri e poi sarà vittoria in Italia. Vittoria importantissima per il mondiale. Hamilton super Rosberg godo. Bravo Hamilton, grazie. Vettel non bene però, Dai che si va a vincere. Ok, ultima curva parabolica e poi sarà gran vittoria per il Puma. Vai, andiamo a vincere il Gran Premio di Monza. Oh yes. Yes. Great job, Blau job. Hai meritato di vincere la gara. Bene. A quanto vediamo è il momento e ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Più L'attuale 43, primo in classifica molto bene. aumenta il proprio vantaggio in vetta dopo l'ottima No, prova beh, di più oggi. 42 nei Passando al costruttori. pilota del Bene, giorno. raga, ho saluto il comandante veneziano. Ciao!